detto delle cose giuste, delle cose vere, bisogna spronare il gruppo a far meglio perché abbiamo le possibilità per farlo, quindi condividiamo quello che il mister ha detto. È ovvio, una città così ha bisogno di una squadra vincente per andare allo stadio, questo lo sappiamo e dobbiamo sforzarci tutti quanti a far meglio perché credo che ci sia la possibilità di far meglio e riempire lo stadio in questi playoff. No, non c'entra niente. No. È un discorso che abbiamo già fatto prima, continuiamo a farlo, l'idea è quella di aspettare la fine del campionato e poi vedere cosa succede. I ragazzi lo sanno, lo sapete anche voi, quindi è un argomento che non vogliamo trattare in questo momento. Allora, le dico che in tutta sincerità che non si è rivolto ai giovani, si è rivolto in generale alla squadra. Silvio Baldini non ce l'ha con nessuno in particolare, però ha voluto riportare tutti alla, alla consapevolezza di dove giochiamo, di cosa ci giochiamo e in che città giochiamo. Quindi questo è un discorso generale. Vi posso assicurare che Silvio Baldini non ce l'ha con i giovani in nessun modo. No, assolutamente no, l'ambiente è tranquillo, stanno lavorando ad onor del vero come hanno sempre lavorato, perché la squadra ha sempre lavorato bene, però poi bisogna metterci qualcosa in più, per vincere e per fare il salto di qualità bisogna metterci qualcosa in più. Non è tanto, allora, l'obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile, ma non è tanto dove arriviamo, è come ci arriviamo. Quello che ha detto Baldini, ma lo confermo anch'io, i playoff li ho già fatti, fortunatamente li ho già vinti e bisogna vedere come ci arrivi soprattutto a livello fisico, perché dopo un campionato lungo e faticoso la parte fisica diventa una parte importante, ma neanche la parte mentale, perché quando giochi una finale o giochi delle partite che sono importanti dentro o fuori, non credo che c'è da spronare tanto, le cose, l'adrenalina sale da solo. Bisogna vedere come ci arriva a livello fisico, per il clima e soprattutto per l'usura del campionato. E questa è una domanda da $1 milione. Bisogna correre, bisogna pedalare, bisogna lottare e questo è quello che ci vuole. E bisogna avere, ripeto, una buona condizione fisica e un pizzico di fortuna, perché vorrei ricordare che lo scorso anno abbiamo fatto playoff senza i due attaccanti principali e questo, arrivare in fondo al campionato ed avere la squadra completa sicuramente può essere una buona cosa. No, nei playoff no di sicuro, perché i playoff si giocano da soli e da adesso alla fine che bisogna dare di più. Questo è quello che in pratica ha detto Silvio Baldini, che dico anch'io e che sapete anche voi, insomma, ma che lo sanno anche i giocatori.